Il nostro prossimo ospite è Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP, Polizia di Stato. Ben ritrovato, dottor Padrone. Grazie a voi. La domanda è eloquente: gli immigrati salvati saranno accolti dai paesi dai quali proviene la nave della ONG? Insomma, siete d'accordo, stanno rispondendo in tanti, ma soprattutto c'è un Salvini che batte i pugni, dice finalmente adesso facciamo valere i nostri diritti, i nostri doveri, chiudiamo tutti i porti. Ok. Aquarius è stata bloccata, ma chissà quante navi ancora arriveranno. Tra altre cose ci sono paesi come Francia e Spagna che dicono attenzione perché state violando gli accordi. E da questo punto di vista le forze dell'ordine come si devono comportare, ma soprattutto come stiamo fronteggiando il problema immigrazione clandestina in Italia? Dal punto di vista della sicurezza? Tutti quelli che arrivano sappiamo benissimo che sono persone che non hanno documenti con sé. Se dobbiamo guardare quello che dice la nostra Costituzione, il nostro codice, sono persone anche queste clandestine. Il problema è che Salvini ha utilizzato magari non proprio correttamente l'indicazione: le galere di questi paesi vengono liberate e queste persone arrivano anche in Italia, quando faceva riferimento alla Turchia. Però in effetti, se noi andiamo poi a analizzare le cose, molte di queste persone sono ex carcerati, no? Allora il problema degli accordi internazionali invece è un argomento difficile. Io ne parlai tanto tempo fa, sempre da qua, da Telepordenone, e dissi: non vengono rispettati gli accordi internazionali, perché anzi, e soprattutto l'accordo famoso di Dublino. Noi sappiamo benissimo che questa Europa gioca con le parole, gioca con i fatti, e cosa ci dice? Ti dice: chi per primo riceve la persona se lo deve curare fino alla fine. Allora io dicevo sempre, se vi ricordate, è normale che arrivi in Italia, non è che arrivi da altre parti, quindi qualsiasi persona che arriva in Italia, perché le barche non arrivano dalla Germania ma arrivano nei nostri porti. È ovvio, non c'è il mare, e dove arrivano? Arrivano nelle nostre coste, quindi c'è poco da fare i conti, qualsiasi persona. Il problema è che sono arrivati già tanti. Ora, tanti arriveranno, perché se questi ci vengono a fare i conti in tasca e trovano le giustificazioni umanitarie, siamo fritti. Allora, il problema è se Salvini riesce a avere almeno il controllo numerico di questa situazione, ben venga. Io dico, per quanto riguarda l'amministrazione della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine, che ancora noi questo fatto lo stiamo subendo in modo negativo, perché sappiate, e io l'ho sempre detto, anche da Pordenone si parte e si va in Sicilia, si va in Calabria, dove queste navi arrivano. Pozzallo tra tutte, mi sembra. Sì, Pozzallo ultimo, poi io stesso sono stato ad Agrigento, quindi ci sono vari porti dove queste persone e queste navi arrivano. Ecco, non abbiamo mai affrontato questo tema. Che clima si vive in quei paesi che sono poi predisposti, quei paesi di mare, di porto, che sono predisposti ad accogliere i clandestini? Guardi, una brutta analisi, io l'ho fatta parlando con le persone. Vedete, queste persone quando arrivano, al di là delle nostre problematiche, quindi che devono essere fotosegnalate, devono essere visitate, perché siamo riusciti ad avere dare questa impronta, perché all'inizio le persone che arrivavano lì non venivano neanche visitate, ma c'è stato proprio un intervento nostro per quanto riguarda i sindacati di polizia. Dicevano: ma lì ci stanno lavorando anche i colleghi e devono essere protetti. Se vi ricordate, chi segue, chi ha modo di seguirmi da tanto tempo, io dissi: ci danno le mascherine per non trasmettere le malattie, cioè quelle di tipo A, invece dovevano essere le mascherine contrarie, cioè noi che non dovevamo ricevere le eventuali malattie. Se vi ricordate, tutti dicevano che non c'erano problemi di emergenza sanitaria, poi abbiamo avuto colleghi ammalati, gente che correva in ospedale. Quindi l'Italia, quando succede una cosa, ma al di là di questa cosa,
non c'è mai problema sanitario, poi si scopre da qua all'Albania, da qua alla Bosnia, nessuno era mai ammalato, non ci sono problemi, uranio, poi abbiamo trovato i poveri militari in ospedale e morti, poi i risarcimenti parliamone. Allora, il problema che le volevo dire, se noi andiamo a analizzare, lì in quei paesi, lo sapete che queste persone diventano intoccabili, perché? Perché grazie a tutte queste sovvenzioni da parte dello Stato e poco dall'Europa, questo è il grave problema, e spero che qua Salvini ha dato già un indirizzo, venivano pagate per il mantenimento e vengono pagate per il mantenimento. Quindi abbiamo ritrovato strutture antichissime, vecchie, obsolete, chiamatelo come volete, di colpo i titolari, i proprietari degli alberghi di questi hotel chiusi da decenni si ritrovavano con 100, 200 persone e quindi con ed è lì che è cominciato il business, giustamente. E lì è iniziato il business, ne hanno parlato l'altro giorno in una TV nazionale, se vedete, di quanti soldi, e fanno i conteggi, di quanti soldi, è meglio portarne 1000, meglio portarne 2000, 12 milioni di guadagno, 6 milioni di guadagno, cioè si lavora in questo mondo. Cioè, io ricordo proprio a Pantelleria, che arrivavano lì, quelli della prefettura, entravano dentro, sigarette, compravano 30-35 mila euro di sigarette e questi quando mai avevano venduto 30, quindi poi questa gente diventa intoccabile, c'è da sorridere ma c'è da piangere, perché se funziona così, ma è ovvio, sono paesi poveri, dove nessuno lavora e lì, devo dire la verità, ho respirato quest'area di business perché questo è successo. Poi se andiamo a analizzare, qualcuno l'ha fatto per me, l'ha fatto per noi, era il cognato, l'albergo era titolato della loro ministra Alfano, no? E tutti scandali, queste cose, ma è ovvio perché quelli sono le persone che si potevano mantenere e avere un hotel, un albergo. Oggi abbiamo riscoperto questa cosa, mi auguro che ci siano dei controlli serrati su quelle acque, perché non dobbiamo noi andarceli a prendere, ma sono notizie top secret, ne hanno parlato tutte le TV, noi andavamo a prenderli a 16 miglia e li portavamo via. C'è vero anche da dire che in alcune località turistiche queste persone non si vedevano. Se ne andava a Malta, queste persone venivano prese, facevano il giro dell'isola, venivano portate nei centri di accoglienza all'interno, sopra, come per dire le nostre montagne, venivano portati lì, lei vedeva solo passare delle corriere e non sapeva cosa c'era dentro. No, quindi lei stava in spiaggia e non si accorgeva di turismo, se vedono queste persone, il turista scappa, ma se vi ricordate c'è stata questa disdete, piombavano in queste isole, ma invece lì all'intorno della città lei non li vede e non li vedeva. anche perché stanno lì, fanno quello che vogliono e qualcuno e campa a cavallo che l'erba cresce. Quando mi dicono che in 3 giorni li toglieremo dall'Italia, a me mi viene da sorridere. Mi pare che abbiano detto proprio così, noi andiamo, ma scendiamo solo se scendiamo in Italia. Sono cose assurde, e stanno facendo la crociera, no? Sì, certo. E allora, invece di andare in Spagna preferiscono l'Italia e allora giustamente il biglietto è pagato, perché poveri, questi 5.000 euro per venire, per fare questo viaggio dell'avventura, della loro vita, li hanno sborsati. Hanno venduto tutto quello che avevano magari. È questo, no? Perché parlando con loro, in effetti quello raccontavano. Bene. Quindi, mi raccomando, caro ministro nuovo, dacci delle risposte, te le chiede Raffaele Padrone, che io ringrazio, ci vediamo ovviamente la settimana prossima anche con lui. Ne abbiamo parlato ieri sera, era venuto ospite l'avvocato Fabio Gasparini, rito abbreviato per Francesco Mazzega, l'assassino di Nadia Orlando, quindi ripercorriamo con Omar Costantini la vicenda.